La Polizia di Stato di Udine continua con i controlli ad alto impatto in tutta la provincia. Nelle ultime 2 settimane sono stati intensificati infatti i controlli nelle aree urbane, nei parchi e nelle zone considerate più critiche nei diversi territori della provincia. Nello specifico, queste attività si sono svolte venerdì 27 febbraio a Gemona del Friuli e a Trasaghis, sabato 28 febbraio a Tolmezzo, martedì 3 marzo a Udine e mercoledì 4 marzo a Pradamano. Sono stati predisposti servizi di prevenzione e controllo straordinari del territorio che hanno visto l'impiego congiunto del personale della Questura, dei commissariati di Cividale Tolmezzo, della Polizia Ferroviaria, del personale del reparto prevenzione crimine, dell'Arma dei Carabinieri e da personale e unità cinofine della Guardia di Finanza e delle diverse polizie locali interessate. Nel corso dei servizi citati sono state identificate 496 persone e 170 veicoli e sono stati controllati 15 esercizi pubblici. A Udine, in particolare, in Borgo Stazione un cittadino marocchino è stato segnalato ai sensi dell'articolo 75 poiché trovato in possesso di sostanze stupefacenti, mentre a Tolmezzo e Gemona del Friuli sono state elevate 7 sanzioni per violazione del codice della strada.